Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli e voi, appassionati tifosi del nostro club, siete qui con le informazioni più scottanti su uno dei nomi più importanti dell'attuale rosa. Come sempre, qui sul canale vi portiamo i retroscena più affidabili e le analisi più complete sul futuro del Napoli. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché quello che vi sveleremo ora riguarda Victor Osimhen. 75 milioni di euro e un'uscita che sembra più che certa. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, il destino di Victor Osimhen è praticamente segnato. L'attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray, tornerà a Napoli solo a titolo temporaneo, visto che la sua partenza dal club partenopeo è data per scontata. La dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che non farà affari con club italiani e si aspetta di ricevere l'intero ammontare della clausola rescissoria, 75 milioni di euro, ma esclusivamente da club esteri. La Juventus, pur continuando a sognare l'attaccante, ha grosse difficoltà economiche a concludere questo tipo di operazione, rendendo l'affare praticamente irrealizzabile. Il Manchester United, che in passato era una delle principali parti interessate, si è tirato indietro, soprattutto a causa dell'elevato stipendio richiesto dal giocatore, superiore ai 10 milioni di euro all'anno. Di conseguenza, lo scenario più concreto al momento punta al calcio arabo, con l'Al Hilal ancora una volta in testa, disposto a investire molto per avere Osimhen come nuova stella. Una partenza che, per quanto prevedibile, apre un vuoto importante nella rosa dei blues e mette sotto pressione Giovanni Manna e Antonio Conte per trovare un sostituto adeguato, che mantenga viva la potenza d'attacco del Napoli in tutte le competizioni nella prossima stagione. E mentre una stella si prepara a partire, un giovane promettente inizia ad essere monitorato. Il Napoli ha messo gli occhi su Fortini, terzino sinistro della Juve Stabia che appartiene alla Fiorentina. Il giovane si sta mettendo in luce ed è già nel mirino come futuro acquisto, con il potenziale per crescere presto nella squadra maggiore. La mossa dimostra che, oltre a cercare grandi nomi, il club sta anche lavorando strategicamente per costruire una squadra duratura e competitiva. E ora tocca a voi, tifosi del Napoli. Cosa ne pensate della partenza di Osimhen? Pensate che il Napoli debba puntare su una nuova stella internazionale o cercare una soluzione interna? E per quanto riguarda Fortini, è troppo presto o vale la pena scommettere? Commentate la vostra opinione qui sotto e, ovviamente, non dimenticate di lasciare un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a ricevere tutti gli aggiornamenti dal nostro glorioso Napoli.